Leggere l'etichetta sta diventando una delle cose più importanti per capire cosa mangiamo. Consigli che si possono dare per una corretta lettura dell'etichetta è innanzitutto vedere la composizione dei prodotti principali, cioè quelli che caratterizzano il prodotto. In secondo luogo, vedere quanta chimica c'è all'interno, quindi quanti prodotti che non c'entrano molto con quello che stiamo mangiando troviamo all'interno. In terzo luogo, vedere se questa etichetta è concettualmente pulita o meno, quindi cercare di scoprire se gli ingredienti principali che caratterizzano sono ingredienti che hanno delle provenienze certe, quindi sono indicate e il produttore ha avuto il coraggio di indicarle. Infine, secondo me la cosa principale è anche affidarsi a dei produttori che hanno una storia di qualità e di produzioni serie, perché alla fine chi ha deciso di produrre in una certa maniera, qualitativamente parlando, continua a produrre in tutti i periodi della sua attività. Ovviamente quando uno poi va a fare la spesa al supermercato e decide di prendere un prodotto che viene affettato, quindi preincartato dal supermercato stesso, non sempre si trova l'etichetta del prodotto. Ricordiamoci però che questa etichetta e l'ingredientistica è sempre disponibile al lato del banco, deve essere sempre disponibile per legge, e su questo volume che di solito su cui di solito vengono riportati quelli che sono tutti gli ingredienti che compongono il prodotto che stiamo comprando. Quindi non è vero che non possiamo conoscere che cosa ci stanno dando, assolutamente l'informazione trasparente si trova normalmente ai margini del banco stesso. L'importanza fondamentale delle certificazioni nasce dal fatto che c'è un ente esterno che certifica che quello che noi acquistiamo o la nostra tecnica con cui lavoriamo è una tecnica consolidata e viene verificata da parte di un certificatore ufficiale. Quindi il fatto di poter avere dei prodotti certificati, il fatto di poter acquistare come consumatore un prodotto certificato significa avere sicuramente una qualificazione in più di quello che stiamo mangiando. Io dico sempre, ad esempio, certificazioni come il biologico sono quelle certificazioni che danno la sicurezza di quello che sto mangiando al 100%, perché ci sono talmente tanti controlli, e qui in Italia sono molti più di tanti, per garantire quelle che sono appunto queste tracciabilità.